Dopo la cerimonia funebre avvenuta sabato scorso in piazza a Ravanusa, che ha visto la presenza massiccia di tanta gente, dell'arcivescovo Damiano celebrare le esequie delle massime autorità civili e militari, arrivano le prime risposte sulle indagini da parte del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che chiarisce in maniera ufficiale le cause dell'inferno di via Trailussa a Ravanusa. L'esplosione è stata prodotta da una bolla o camera di metano innescata da una casuale scintilla, spiega il procuratore di Agrigento. Si sta cercando di ricostruire la dinamica dell'esplosione e del successivo propagarsi della palla di fuoco e dell'onda d'urto. Viceversa, sul come e sul perché si sia creata la bolla e perfino sul punto esatto dove la stessa si sia creata, al momento localizzata al di sotto o in adiacenza dell'abitazione del civico numero 65 di via Trilussa, permangono dubbi che saranno sciolti dalle investigazioni tecniche che stanno effettuando la polizia giudiziaria e sono in corso. Durante diversi sopralluoghi, nell'ultimo dei quali era presente anche il procuratore aggiunto Salvatore Vella, spiega ancora Patronaggio, sono stati repertati per successive analisi diversi ed eterogenei materiali rinvenuti sul luogo del disastro. I carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Agrigento si stanno occupando delle indagini strettamente di polizia giudiziaria alla guida del comandante colonnello Stingo, a capo della squadra il maggiore Luigi Balessa, il nucleo investigativo antincendio di Palermo guidato dall'ingegnere Pedone. Il pool di magistrati coordinati da Patronaggio, costituito dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dai sostituti Chiara Bisso e Sara Varazzi, avrà quindi il compito di coordinare i tanti tecnici incaricati. Patronaggio ha reso noto che i 3 medici legali, i quali si sono occupati delle autopsie sui corpi delle 9 vittime, hanno avuto il compito di conoscere le cause del decesso e la presenza di tracce di gas o di altri elementi volatili nei tessuti, nei polmoni e nel cervello delle vittime. Costituito anche un collegio peritale che è ordinato dall'ingegnere Antonio Barcellona, formato dagli ingegneri Gianluca Buffa, Giovanni Vella e Alessandro Benigno. La Procura della Repubblica di Agrigento si è anche riservata di nominare un consulente geologo e un altro esperto in materiali esplodenti. Successivamente alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'esplosione, una superficie di circa 10.000 metri quadrati, sono stati acquisiti i filmati delle videocamere di sorveglianza, delle mappe della rete in cartaceo e in file e le mappe geologiche dei diversi luoghi. Intanto il sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo ha incontrato man mano la mappatura degli edifici realizzata dalla Protezione Civile e dall'ufficio tecnico, gli sfollati di via Trilussa e dintorni. Con loro capiremo qual è il percorso da fare nei prossimi giorni. Ci sono edifici andati completamente persi, totalmente inagibili, ma altri che potranno essere recuperati con la manutenzione. Dopo la commemorazione occorre pensare alle persone che non hanno più una casa. Ci sono danni che vanno dai 10 ai 15 milioni di euro. Adesso bisognerà programmare, aggiunge il primo cittadino di Ravanusa D'Angelo. È ipotizzabile che gli sfollati non potranno più tornare nelle loro case, in quel quartiere, e quindi si dovranno spostare in un'altra zona del paese. Ho consegnato al ministro Giovannini la mappatura dell'area e la situazione degli edifici. Ho rappresentato quale potrebbe essere la volontà per riqualificare quell'area in un prossimo futuro, riferisce il sindaco di Ravanusa. C'è molta disponibilità da parte del governo nazionale e anche da parte del governo regionale. Infine il primo cittadino conclude dicendo: adesso si dovrà aprire la pagina della concretezza per dare risposte ai cittadini, e comunque se in quell'area non si potranno più ricostruire gli alloggi che hanno perso, bisognerà individuare un percorso per ridare la casa ai cittadini nel giro di un tempo ragionevole, tempo che non potrà più essere certamente poco, e nel frattempo gli sfollati dovranno andare in affitto. Il primo cittadino annuncia: ci faremo noi carico degli oneri dell'affitto. Ho già chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario che si farà prima di Natale. Stiamo infatti predisponendo una variazione al bilancio per individuare 100.000 euro. Stanno arrivando diverse donazioni, conclude il sindaco, e c'è la disponibilità della Protezione Civile. Questo carico dovrà essere delle istituzioni, perché non possiamo aggiungere al dolore e al dramma anche il pensiero di far pagare loro l'affitto. D'Angelo ha anche annunciato che verrà intitolata una strada alle 9 vittime dell'esplosione, 10 con il piccolo Samuele che è rimasto nel grembo materno. La location, conclude D'Angelo, dipenderà da quello che verrà realizzato nell'area del disastro, ma c'è la volontà di intitolare una via alle vittime dell'11 dicembre proprio nella zona interessata dall'esplosione e dal crollo.